È il simbolo dell'amore, della passione, del sentimento. La rosa rossa, il boccolo di San Marco che ogni 25 aprile, giorno del santo patrono di Venezia, si porta in dono alle donne. Il Bocco è la miglior tradizione che esista. Perché? Perché è un giorno l'anno dove l'uomo che porta rispetto alla donna e che porta rispetto facendo cosa? Portando un fior. Coi tempi che corre, con quello che succede, portare un segno di questo tipo qua a una donna è un segno importante che dovrebbe adottarlo da quanta Italia se non da quanto al mondo. Rispetto che però va portato tutto l'anno, come del resto dice Brandolisio e nella più antica concettualità veneziana. Simbolismo è sì importantissimo. D'altra parte, ti vedi, non è una roba che sia nata così pochi anni fa, è una roba che è nata nel tempo, anzi, quando che è nata a Venezia, perché mio bisnonno, quando che mi portava in Basica, mi faceva vedere che solo all'arcata di sinistra dell'altare, c'è appunto San Marco con una rosa tracciate in man e mi diceva, ti vedi, San Marco che porta il bocco a Venezia che sei e a donna, diciamo così, per antonomasia. E ora, un altro simbolismo che ha il bocco è quello che il bocco, se gli uomini lo guarda bene e anche le donne, non ha spine, non perché ti te ponzi, ma perché l'amore deve essere senza spine.